Presidente Serracchiani, un'ulteriore accelerazione per la soluzione dei nodi critici dei nostri collegamenti ferroviari? Beh, direi proprio di sì, un altro passo in avanti fondamentale. È stato sottoscritto il contratto di programma tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle Infrastrutture. All'esito di questa firma ci sono nel contratto di programma 50 milioni per la velocizzazione e il superamento del cosiddetto nodo di Udine. Questo è un tema sul quale ci siamo spesi da tantissimo tempo e portiamo a casa il risultato. Adesso possono partire i cantieri. È frutto di una grande sinergia tra Regione e Governo. Beh, senza dubbio, avere il finanziamento allocato all'interno del contratto di programma significa intanto che il governo ha ritenuto che quest'opera sia un'opera strategica per la regione e in secondo luogo avere anche l'appoggio di Rete Ferroviaria Italiana che si è presa l'impegno di velocizzare i nostri tratti delle linee storiche esistenti per mettere in condizione il Friuli Venezia Giulia di essere avvicinato al resto dell'Italia. Assessore Santoro, 50 milioni di euro assolutamente strategici per il nodo ferroviario di Udine. Che si aggiungono ai 10 milioni già spesi. Questo va sottolineato come l'impegno che ci eravamo presi di risolvere il tema di uno dei colli di bottiglia sull'asse Adriatico-Baltico che è costituito dal nodo di Udine sta diventando realtà. I lavori dei 10 milioni sono finiti da tempo e hanno portato già fuori dal circuito cittadino i treni merci. Entro fine anno potranno essere spostati tutti al di fuori. Questi nuovi 50 milioni permetteranno di concludere il lavoro sulla circonvallazione, di spostare lo scalo parco e quindi di ottimizzare ancora una volta il rapporto tra città e ferrovia che tanto preoccupa i cittadini, ma che così è fondamentale per le nostre aziende e per i nostri viaggiatori e pendolari.